Buonasera a tutti e grazie. Ecco, ti stiamo vedendo in questo momento, se scendi giù per parlare insieme a noi. Questo è l'applauso dello studio della vita in diretta per te. Grazie a tutti. Marcello, naturalmente auguri per il tuo compleanno, ma quanto pensi di andare avanti in questa impresa? Tanto, noi credo che siamo andati oltre, no? Hanno superato ogni limite della sopportazione umana con queste prese in giro, con queste false illusioni che hanno creato e questi palleggiamenti di responsabilità delle istituzioni, no? Era sempre colpa di qualcun altro, poi sono arrivati tutta una serie di impegni, promesse, voi sapete che io ho fatto già altre manifestazioni soddisposti, ogni volta sono arrivati degli impegni da parte di ministri, parlamentari che hanno giurato davanti a Dio, davanti al Vaticano, davanti alla stampa, addirittura c'è stato qualcuno che ha giurato sulla testa di... Cioè siamo arrivati a questi livelli e hanno ucciso a stesso di impegni consapevoli del fatto che stavano paralizzando un'impresa sana, bella e produttiva come la mia, che dava lavoro a me e altri 15 dipendenti. Io un'impresa avevo, però ero un gioiellino e avevo una casa, bene, mi hanno portato via tutto a causa proprio dell'inerzia, l'incompetenza, le furberie, non è importante, sta di fatto che questa amministrazione locale, ma soprattutto la grande responsabilità di tutto questo, è stata dell'amministrazione locale. Marcello, io ti voglio dire una cosa chiara, cioè noi oggi siamo con te in diretta, vogliamo seguire questa vicenda come stiamo facendo con altre storie, quindi naturalmente questa è una prima finestra che noi accendiamo e apriamo oggi insieme a te, ma torneremo nelle prossime settimane e speriamo che questo nostro racconto di oggi possa tornare, diciamo così, ad accendere l'attenzione su questa tua storia e naturalmente a risolvere questa burocrazia che ti impedisce di riprendere in mano il tuo lavoro. Marcello, esiste già un tavolo di trattative, cosa ti aspetti tu? Adesso mi aspetto serietà e concretezza, che loro veramente a questo punto adempiano a quell'impegno che si era preso lo stesso sindaco Roberto Di Piazza di Trieste, il quale rendendosi conto che la sua amministrazione aveva creato questo disagio, questo disastro, no? E leggendo le carte, documentandosi, anche se poi tardivamente, sono articoli, ma si era reso conto che questi è la causa di tutto questo disastro tecnologico e in qualche modo sollecitato anche dalle persone che hanno opposte, sollecitato dal governo. Adesso noi Marcello andremo a sentire il sindaco di Trieste, ma ti voglio chiedere una cosa, come fai a vivere lassù? Com'è la giornata così a 75 metri tutto il giorno? Tutto il giorno, guardi, mi sembra strano, comunque a me le giornate passano molto veloci perché io sono molto impegnato a scrivere e a comunicare col mondo esterno. Parlo continuamente con associazioni, giornalisti, blogger, amici che mi chiamano, che si preoccupano e poi comunque i ritmi qui sono comunque fisicamente molto lenti perché potete immaginare che i movimenti qui devono essere sempre estremamente calibrati perché il rischio è continuo, costante. Immagino che da sua parte per voi, non so cosa vedete dalla telecamera, Mirko? blu fa veramente impressione di Ma non è paura. Mirko? Non ho paura di stare lì. è come vivere su Mirko? elettrica fondamentalmente. Mirko? Dove vai? Temporale, qui si deve vivere Vieni qua. momenti di puro terrore, no? Cosa fai, Chicco? Praticamente un imminente Cicciolo. morte sotto gli occhi Stato. città che Sei bravo. per partecipare hanno messo in croce un cittadino e continuano a essere così inadempienti. Ma certo, ma noi devo dire che noi immaginiamo, come tu li posso sentire, farà freddo, se c'è un temporale, Chicco. quando tu abbia paura. Bravo lì. In questi momenti veramente vi assicuro di puro terrore. Qui ci sono stati momenti in cui la gru era illuminata giorno dai fulmini e
c'era talmente tanta acqua che scompariva sotto questo muro d'acqua e c'era una persona, non c'era un umano là dentro, no? E io pensavo ogni volta che sarebbe stata l'ultima volta. Eppure sono vivo. Incredibile. Diciamo anche che ci sono degli amici che ti vengono tutti i giorni a portare da mangiare, tu scendi, ma non scendi mai a terra, giusto? E la tua famiglia che cosa... Arrivo fino al pontone, ma terra non ho mai toccato terra in 4 E mesi. come si sentono i tuoi familiari? Non bene, sicuramente va bene, ma qua è una situazione, sono vivendo... Marcello, allora ti dico che noi, grazie a Marcello Di Cinzia per questa testimonianza, torniamo a occuparci della tua storia e adesso però, certamente, adesso però dobbiamo occuparci di due vicende che fa molto male raccontare, perché